Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Rincari a raffica del prezzo dei carburanti e intanto pane, pasta e gli altri alimenti salgono del 10%, le difficoltà di chi fa la spesa al mercato. A Fontanarossa non cambia nulla, voli in ritardo, lunghe code, poche informazioni, personale insufficiente, i viaggiatori indispettiti costretti a subire. Reddito di cittadinanza, addio in apprensione decine di migliaia di famiglie, caccia ai corsi di formazione, comuni, CAF e patronati presi d'assalto alla ricerca di informazioni. La Sicilia dopo le emergenze, Galvagno alla cerimonia del ventaglio, lavoreremo sodo per soddisfare le esigenze di cittadini e turisti. Da domani al via, con una mostra, Sant'Agata d'estate al GAM di Catania, le opere dei giovani dell'Accademia delle Belle Arti dedicate alla patrona. Nuova segnalazione, additelo al vostro TG, una discarica abusiva persino davanti all'isola ecologica di Picanello. Spazzatura ed erbacce offendono e complicano la vita agli abitanti del quartiere. L'arte di Leonardo nella Valle dei Templi, Vittorio Sgarbi esalta il valore profondo della Vergine delle Rocce per la prima volta in Sicilia. Bentrovati, carburanti alle stelle, inizia l'esodo puntuale, arriva la stangata sulla benzina. Per molti automobilisti si tratta di speculazione. Da oggi intanto entra in vigore il decreto che impone ai gestori di esporre il prezzo medio. Tonino De Mana. La benzina è alle stelle e l'ombra della speculazione si abbatte su milioni di automobilisti alle prese con una raffica di rincari. Per loro la strada è sempre più in salita. In modalità servito la Verde ha sfondato il tetto dei 2 euro e va ancora peggio sulle autostrade della rete nazionale dove si raggiungono addirittura i 2,50 euro. E mentre da oggi entra in vigore il decreto che impone ai gestori di esporre il prezzo medio, multe da 200 a 2000 euro con la contestuale sospensione dell'attività dopo 4 violazioni dell'obbligo, monta la rabbia degli automobilisti che puntano il dito sul presunto fenomeno speculativo legato alla concomitanza con l'esodo estivo. In buona sostanza, con l'aumentare degli spostamenti verso le località di villeggiatura, i prezzi di benzina e gasolio mostrano un trend che spesso ha poco a che fare con la legge di mercato sull'incontro della domanda e offerta. Lasciamo perdere che appena ho letto 1700 ho detto vabbè va, che cosa dobbiamo fare? Camminare a piedi di nuovo? Non posso andare più in vacanza, la benzina costa carissima e guarda caso durante l'esodo estivo aumenta sempre più. Come mai? Ho fatto un mente locale, da parecchi anni, ogni anno è così. Nei momenti topici aumenta tutto. Lei vede l'ombra della speculazione? Senz'altro. Oggi, dicevamo, scatta l'obbligo di esposizione del prezzo medio, ma la Figis nutre seri dubbi sul provvedimento che da solo non basta ad ottenere un effetto calmierante sui listini alla pompa. Dato che l'80% dei distributori di carburante oggi sono al di sotto del prezzo medio regionale, rischiamo che in questi giorni si allineino tutti in alto per avvicinarsi proprio a questo prezzo medio. Oltre al danno alla beffa, così in tanti sono costretti a rinunciare alle vacanze. Purtroppo con questo aumento della benzina non si può andare più in vacanza, però grazie a papà ormai sì. Ci pensa papà a mettersi la benzina? Papà a mettere la benzina. E vogliamo ringraziarlo? Grazie papà. È beato lui che ha il papà che l'aiuta. Intanto, notizie di queste ore, l'inflazione è scesa al 6%, ma il carrello della spesa segna aumenti del 10%. Cosa significa concretamente per famiglie e consumatori? Da Gela, Gerry Italia. Famiglie siciliane sempre più in lotta con l'aumento del costo della vita e la perdita di potere di acquisto. Con l'impennata dei prezzi degli ultimi mesi, più 10%, si cerca di risparmiare e per farlo spesso si interviene sul carrello della spesa. Stop ai prodotti di grandi marche. Per molti siciliani gli acquisti si fanno nei discount o, se possibile, nei mercati rionali, dove comunque tutto è più caro rispetto allo scorso anno. Le strategie sono diverse. C'è chi ad esempio acquista solo alimenti prossimi alla scadenza perché è sconto, altri invece cambiano ogni volta supermercato pur di inseguire le offerte. Anche un prezzemolo che prima ti regalavano adesso costa €1, €1,20.
Oddio, c'è sempre qualche risparmio perché compri tutto €1 e le famiglie un po' diciamo che hanno difficoltà con poca roba vestono i bambini, mentre al negozio ci vogliono dei soldi. Purtroppo è un'Italia che sta andando più indietro che avanti. È aumentato tutto quanto. Io abito in America e sono venuto qua per stare un mese qua, ma la vita è aumentata doppia. Costano di più qua i cose che in America. Qualche prezzo c'è un aumento giustamente, come tutti purtroppo. Qualcosina c'è sempre giustamente, se uno si fa il giro e magari controlla i prezzi trova qualcosa sempre di meno con lo stesso prodotto. Va? Sono aumentati tanto i prezzi, specialmente gli alimenti, i supermercati sono alle stelle, sono aumentati tanto. Infatti andiamo sempre in cerca di qualcosa, anche se non sono di marca, l'importante è che non ce la fa una al mese. Potrebbe esserci tuttavia uno spiraglio. Per gli alimentari, che sono la principale voce di spesa delle famiglie, si prevede un lento calo sui prezzi al dettaglio, che rimarranno comunque su livelli elevati, determinando a parità di consumi un aggravio di spesa stimato in circa €507 annui in più a famiglia, cifra che non tiene conto dei possibili aumenti delle bollette di luce e gas, il cui andamento dipenderà dal mercato e dall'efficacia delle nuove misure che il governo italiano adotterà nei prossimi mesi. Anche oggi le nostre telecamere tornano all'aeroporto di Catania, nella bufera dall'incendio del 16 luglio. In diretta da Fontanarossa, Orazio Longo. Questa è la fotografia di Fontanarossa oggi. Noi siamo nei gazebo davanti al Terminal C, dove potete vedere tante persone fanno la fila anche oggi, sono file lunghissime sotto il sole, in questo caso sotto i gazebo, ma non cambia moltissimo la situazione per quanto riguarda il caldo. Questi ragazzi devono partire per Roma. Per Roma. Da quanto tempo siete qua? Più di un'ora in fila. Sì. Più di un'ora in fila qua sotto, insomma un po' d'acqua. Sì, fortunatamente danno l'acqua, almeno uno non si sente male. Il vostro volo a che ora deve partire? Tra meno di 2 ore. Però ancora non siete entrati? No. Ok, Michele, io manderei a questo punto anche un contributo, perché questo è l'esterno di Fontanarossa, ma all'interno del Terminal C naturalmente la fila è sempre lunga nei check-in. Mandiamo il contributo. Mi lasci perdere per cortesia, un megafono, non c'è un megafono, non c'è assolutamente, c'era gente che stava perdendo il volo per Madrid, messo alla fine, questa è la SAC che deve interessarsi da questo punto di vista, 3 ragazzi messi qua senza che, cioè poverini cercavano di fare l'impossibile, però non è possibile così, non è possibile. Siamo in fila da 2 ore. Ma ancora dobbiamo imbarcare i bagagli e poi fare il check-in. Vediamo, speriamo di farcela. Il problema è che c'è solo una persona addetta al check-in, ai controlli. Manca il personale, secondo me. Attualmente sono 10 voli in partenza ogni ora, anzi 5 voli in partenza e 5 quelli in arrivo. Da domani si spera che possano diventare 14 con l'apertura del Terminal D, che è in fase di completamento. A te la linea. Orazio Longo in diretta da Fontanarossa. Da oggi niente reddito di cittadinanza, in apprensione decine di migliaia di famiglie, la Sicilia tra le regioni con i maggiori disagi. Venerdì a Palermo manifestazione di protesta. Marco Gullà. Da oggi, in base ai dati dell'INPS, con oltre 37.600 stop al reddito di cittadinanza, è la Sicilia a risentire di più del passaggio al supporto alla formazione e all'assegno di inclusione. Numeri preoccupanti, secondo sindacati e opposizioni politiche. A Palermo perderanno il reddito 11.573 nuclei, a Catania quasi 9.000 interruzioni. Numeri rilevanti pure a Trapani e Agrigento, rispettivamente a quota 3.144 e 2.986. La Sicilia quindi soffre lo stop al reddito di cittadinanza. Quella dell'SMS non è stata proprio la migliore dal punto di vista della comunicazione, ma ci chiediamo se i comuni, gli enti locali sono oggi nella condizione, attraverso le politiche sociali, le politiche che stanno mettendo in campo, rispetto al numero di persone che hanno a disposizione, se sono nella condizione di rispondere a tutta quella gente che si ritroverà da un giorno all'altro in una condizione di
chi ha la difficoltà. Gli esempi che sono accaduti per esempio a Terrasini o le tante persone che si stanno rivolgendo ai nostri CAF per avere notizia, perché d'altronde tornano lì dove hanno fatto la domanda, oggi danno l'idea che c'è un impatto molto forte che probabilmente non è stato preso in considerazione. E le proteste non mancheranno. Venerdì mattina in programma una manifestazione di ormai ex percettori a Palermo, ma anche in altre città siciliane monta la rabbia per la sospensione della misura. In previsione ci sono altre manifestazioni di protesta. È come se non bastasse, abbiamo sentito poco fa, c'è pure confusione su come accedere ai servizi sociali e intanto i comuni annunciano di non disporre del personale e delle risorse per fare fronte alle emergenze. Francesco Triolo. L'addio al reddito di cittadinanza ha gettato i comuni nel caos per la protesta crescente dei cittadini che da un giorno all'altro si sono visti privati del sostegno. L'INPS prova a rimediare fornendo ai comuni l'elenco di chi può usufruire delle misure alternative previste dal governo, dall'assegno di inclusione ai percorsi di formazione e lavoro. Non è chiaro tuttavia chi dal 1 settembre garantirà la partecipazione ai progetti di formazione e qualificazione professionale. L'indennità economica è di 350 euro al mese e può essere erogata per massimo 12 mensilità. L'assegno di inclusione invece sarà riconosciuto a partire dal 1 gennaio del 2024 come misura di sostegno economico sulla base dell'ISEE. Sarà un'integrazione del reddito fino a 6.000 euro annui che salgono fino a 7.560 se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o da altri familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. A tale importo può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile di residenza fino ad un massimo di 3.360 euro annui. Il beneficio viene erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato dopo una sospensione di un mese per ulteriori 12 mesi. Modifiche che stanno comunque creando parecchia confusione sia nei comuni che nei CAF patronati, presi dal salto dalle richieste di chi è stato escluso. E a gelare le aspettative, ecco il presidente dell'ANCI, che è l'associazione dei comuni, De Caro. Non ci sono, dice, risorse nei comuni per i servizi sociali, per aiutare chi perderà il reddito di cittadinanza. Anche chi sarà avviato al lavoro in un nucleo familiare in cui c'è una persona e ci sono 3 minori, dice De Caro, con 350 euro come farà a vivere? Verrà al comune a chiedere un aiuto che non possiamo dare. Cambiamo argomento, sono stabili ma sempre gravi le condizioni del 60enne rimasto ferito nella sparatoria avvenuta ieri mattina in via della Catena nel centro storico di Catania. L'uomo, un falegname con la bottega nella zona, è stato raggiunto al torace dai proiettili ed è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi. Ferito di striscio alla spalla invece un giovane di 28 anni. In via Idia, poco distante, è stata ritrovata l'arma da cui sono stati esplosi i colpi. Gli investigatori non hanno ancora chiarito la dinamica dei fatti. Dallo scorso maggio sono state 4 le sparatorie a Catania. Sicilia, dopo le emergenze. A Palermo, in occasione della cerimonia del ventaglio all'Assemblea regionale siciliana, abbiamo incontrato il presidente Galvagno, Marco Cullà. Disagi aeroportuali, incendi, allarme diossina e turismo frenato nella parte orientale dell'isola e la fotografia di una Sicilia in parte in emergenza. Emergenze che arrivano nel caldo mese di agosto, così abbiamo provato a chiedere al presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, cosa sta facendo la politica per fronteggiare queste criticità, soprattutto per il Fontanarossa di Catania. Grandissimi disagi a tutti purtroppo gli operatori del settore alberghiero, ma sostanzialmente tutti quelli che hanno un beneficio dai turisti che vengono qui, quindi mi rivolgo ai ristoratori, al classico negoziante e ci mettiamo assolutamente nei loro panni, quindi non stancheremo mai di lavorare affinché tutto possa ritornare presto alla normalità. Sembrerebbe che già da domani dovrebbero ripassare a 14 i voli in entrata e in uscita, quindi partenza e arrivo, e sembrerebbe che dovremmo tornare alla normalità da qui a qualche giorno, quindi
Speriamo di poter soddisfare quelle che sono le esigenze dei cittadini, dei lavoratori, dei turisti e degli operatori del settore. Questa mattina a Palazzo dei Normanni la consueta cerimonia del ventaglio, un'occasione per fare un bilancio del lavoro fatto fino adesso dall'Assemblea regionale. Siamo rientrati rispetto sia alle ore, le sedute, i disegni di legge prodotti e riteniamo di essere dati alla mano assolutamente in linea con la precedente legislatura. Addirittura in proiezione, spostandoci non ai 9 mesi di legislatura ma ai 12 mesi, addirittura potremmo anche superarli. Sui fondi europei e sul rischio di perderli, Galvagno ha aggiunto: nel pomeriggio sentirò il presidente della regione Schifani per capire con gli uffici come usare ogni centesimo ricevuto da parte della comunità europea. Da domani a Catania le iniziative per Sant'Agata d'estate. In anteprima le opere dei giovani dell'Accademia delle Belle Arti dedicata alla patrona. Adelaide Barbagallo. Siamo dietro le quinte della mostra Estate con Agata, allestita dagli allievi ed ex allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Magliette con il volto di Sant'Agata e anche delle stampe, tutte realizzate da 33 giovani artisti. Incrociamo Mariella Gennarino, che ha ideato anche assieme ai docenti questa mostra. Una mostra che coinvolge i giovani, del resto chi più di Agata, una martire ragazzina, può parlare al cuore dei giovani. Assolutamente, Sant'Agata è una giovane donna, martire, coraggiosa, forte, determinata, da esempio per i giovani catanesi che hanno bisogno di essere incoraggiati. Il volto della martire catanese declinato in tanti modi. Ci sono anche delle stampe, le possiamo anche vedere, dove ci sono anche i simboli del martirio di Sant'Agata, della città. Vediamo ad esempio questa maglietta, stiamo vedendo il busto reliquiario di Sant'Agata, l'elefantino, l'Etna, quindi qui ci sono proprio tutti i simboli della città di Catania e della sua patrona. E qui invece è proprio il sentire del devoto catanese, estate e inverno sempre presenti. Il busto reliquiario di Sant'Agata e poi i portatori del busto reliquiario, anche del fercolo. Alla Galleria di Arte Contemporanea gli occhi di Agata, azzurri o marroni, ciascuno li immagina come vuole, in attesa di poter incrociare il 17 agosto il suo sguardo in Piazza Duomo, quando il busto reliquiario, dopo la messa delle 19 celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna, sarà portato in processione. Voglio rassicurare chi mi chiede sempre dei fuochi. I fuochi ci saranno sia da Villa Pacini che dal porto. In città ancora una volta si farà festa ricordando il ritorno a Catania da Costantinopoli delle reliquie di Sant'Agata. Purtroppo c'è anche quest'altro aspetto: Catania ostaggio dell'inciviltà, una discarica abusiva persino davanti all'isola ecologica di Picanello. Spazzature ed erbacce rendono la vita difficile ai cittadini che si rivolgono alla nostra redazione per denunciare storie di ordinario degrado. Tonino De Mana. Non si riesce a leggere neanche il cartello degli orari di conferimento perché è ricoperto di spazzatura ed ingombranti, dove spiccano materassi e frigoriferi in abbandono. Sembra una discarica, in realtà è l'ingresso dell'isola ecologica di Picanello, una delle poche funzionanti a Catania. È l'ennesimo paradosso di una città che non riesce proprio a risollevarsi dall'emergenza rifiuti. Sono in tanti i telespettatori che si rivolgono alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 per denunciare storie di ordinario degrado, ma oltre alle telecamere, più volte sollecitate come deterrente, servirebbe un maggior senso civico. Questo qua accade quando l'ICE ecologica è chiuso, di più quando la domenica sera, il pomeriggio quando finiamo di lavorare alle ore 19. Questo accade, l'indomani troviamo questo qua, questo paradosso. La gente purtroppo butta quello che vuole, senza, pur avendo le isole ecologiche che sono funzionanti, accade questo nella città di Catania. Numerose le segnalazioni che riceviamo da Picanello, sempre più terra di nessuno. Siamo in via Galatioto, dove anche il marciapiede è irriconoscibile perché è praticamente ricoperto da enormi cespugli. Lo vedete come è combinato qua. Quindi questo dovrebbero essere le autorità del comune di Catania a mandare gli spazzini a lavorare, quelli che invece non fanno niente.
Lei è stato però abile a non scendere dal marciapiede. Certo, per evitare che ci sono le macchine che passano sempre e non guardano neanche i pedoni. Anche se lei attraversa, io ho avuto un incidente proprio sul marciapiede, mi hanno preso con il motorino, si immagina un po', qua siamo nel Bronx, non è che siamo a Catania, siamo nel Bronx, proprio una decenza enorme. Vi invitiamo a denunciare e segnalare, lo ricordiamo, potete scrivere al 342 74 55005, vi daremo voce con la speranza di dare un contributo per migliorare Catania e la sua immagine. Ancora un piromane all'opera, si tratta di un anziano, un pensionato di 78 anni di Favara nell'Agrigentino. È stato denunciato dai carabinieri che lo hanno sorpreso ad incendiare sterpaglie. L'intervento dei militari ha permesso di evitare che il rogo si estendesse e raggiungesse le case poco distanti. A Scoglitti, nel Ragusano, ho recuperato il corpo senza vita del bagnante tunisino che ieri si era tuffato in acqua nonostante il mare agitato. Si tratta di un 17enne che purtroppo è stato travolto dalle onde. Ci fermiamo per qualche minuto, l'arte di Leonardo nella Valle dei Templi, tra poco state con noi. Inaugurata a Villa Aurea nella Valle dei Templi la mostra La bottega di Leonardo, la Vergine delle Rocce. L'iniziativa è stata curata da due illustri esperti dell'arte, Vittorio Sgarbi e Nicola Barbatelli. Davide Sardo. Ha preso vita nell'incantevole scenario della Valle dei Templi ad Agrigento la mostra La bottega di Leonardo, la Vergine delle Rocce. Un'occasione unica per gli appassionati d'arte e cultura che hanno l'opportunità di ammirare per la prima volta in Sicilia la celebre Vergine Cerami, una delle 3 versioni della Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. Le altre 2 versioni sono esposte in modo permanente nel Musée du Louvre di Parigi e alla National Gallery di Londra. Ad Agrigento sono esposti anche 10 importanti dipinti degli allievi della bottega leonardesca. La mostra è stata curata da 2 illustri esperti, Nicola Barbatelli e Vittorio Sgarbi. La Vergine delle Rocce, le rocce sono ciò che Dio ha creato e Dio è nel bambino che sta dentro o a fianco della madre nelle rocce. E quindi c'è qualcosa di profondamente ctonio, cioè proprio di originale, di assoluto. E credo che questa sia la ragione per cui gli organizzatori hanno pensato a questa idea di affiancare a quelli che vengono per vedere l'origine della grande civiltà antica e specchiata nel Rinascimento nella figura di Leonardo. Tra l'altro io dei dipinti che ho visto qui, compreso quello che è evidentemente il più significativo, ho guardato con molta attenzione questo di Cesare da Sesto, che è un'opera dipinta su tela con un finto alabastro sul fondo e una qualità altissima. Il pubblico avrà l'opportunità di ammirare le opere anche in orario notturno durante il periodo estivo, prolungando la magia dell'arte fino a mezzanotte. Tutto questo ad Agrigento, noi ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna alle 20, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.